Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Esodo estivo e cantieri, bollino rosso sulle strade siciliane con gli automobilisti costretti a districarsi tra file, deviazioni e disagi per i numerosi cantieri sulle strade. Crisi idrica, situazione grave nel centro dell'isola, più di 50 interventi previsti nel piano della protezione civile, centinaia le richieste giornaliere di aiuto al centro operativo di Messina, esasperati gli agricoltori, proteste a Fiumefreddo. Liberata dalle violenze del marito, ad Augusta sono i poliziotti ad accorgersi dei lividi sul corpo della donna mentre i due sono in commissariato per rinnovare il permesso di soggiorno per lei. A Catania prosegue il piano straordinario di pulizia dalla sabbia vulcanica, interventi nelle ore notturne con i residenti costretti a parcheggiare lontano per poi trovare le strade ancora piene di cenere. Annalisa a Catania celebra il suo vortice di successi e coreografie, tutto esaurito alla Villa Bellini, stasera bis a Palermo, tantissimi giovani ma anche famiglie con bambini. L'attore Raoul Bova, ospite del Cine Nostrum da Cicatena, nel catanese una dichiarazione d'amore nei confronti dell'isola dove ricorda di aver lavorato molto sia per la televisione che per il cinema. Calcio d'estate, segnale di crescita del Palermo che in amichevole batte il Leicester. Il Catania a un passo dalla cessione di Cicerelli, alla Ternana segue con grande attenzione il mercato degli attaccanti. Per il Messina c'è il giovane Morleo. Ed oggi è il primo giorno del primo weekend da bollino rosso per l'esodo estivo, con gli automobilisti però costretti a districarsi tra lunghe file, deviazioni e disagi per i numerosi cantieri sulle strade. Sentiamo Francesco Triolo. L'ultimo weekend di luglio si preannuncia tra i più caldi dell'anno, con il termometro che toccherà picchi di 40 gradi e milioni di italiani in viaggio verso le mete di villeggiatura. Per questo l'ANAS ha deciso di sospendere il 70% dei cantieri fino al prossimo 3 settembre. Da oggi è atteso il tradizionale esodo estivo con il bollino rosso ad accompagnare gli spostamenti sulle strade già dalla mattinata e per l'intera giornata di domenica. Agli imbarchi di Messina non si registrano difficoltà, il grosso è atteso la prossima settimana. ANAS intanto ha potenziato il personale impegnato sulle strade, disponendo la sospensione di 906 cantieri lungo tutta la rete italiana. In Sicilia sono 55 i cantieri che resteranno operativi se consideriamo anche le strade statali. Sulla rete autostradale gestita da ANAS invece 35 fra cantieri e deviazioni, 15 soltanto nella martoriata A19 Palermo-Catania resteranno aperti. Per quanto riguarda i tratti gestiti dal Consorzio Autostrade Siciliane è stato deciso di chiudere tutti quelli possibili. Sono 3 quelli rimasti aperti sulla A20 Messina, Palermo tra Cefalù e Buonfornello, che dovrebbe comunque chiudere entro i primi di agosto, una a Rometta e l'altra a Milazzo. Sulla A18 la Messina-Catania rimane aperto solo il cantiere di Ali Terme con doppio senso di marcia nella carreggiata lato monte. Poi sono previsti altri lavori, quelli legati alla pulizia del verde, necessari alla prevenzione incendi, ma saranno mobili. Nel weekend c'è il divieto di transito per i veicoli pesanti, in vigore oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E continua la grande sete in Sicilia, situazione critica nelle province centrali dell'isola. A Palermo il razionamento per il momento è evitato, 53 gli interventi previsti nel piano della protezione civile. Manlio Viola. 53 interventi in piedi, la carta dei dissalatori come Jolly, i pozzi che i comuni devono trovare quanto prima e il piano della protezione civile regionale per il quale la stessa regione chiede aiuto e collaborazione ai comuni additati nei giorni scorsi soprattutto da Roma come gli enti in eterno ritardo. Si cercano soluzioni rapide con cantieri già aperti per reperire 1300 litri al secondo di acqua e tempi invece troppo lunghi, mesi o anche un anno, addirittura un anno e mezzo per i dissalatori. Sul tavolo sono stati messi subito 20 milioni, si stanno già spendendo, ma ci sono altri soldi per altri interventi stanziati o in arrivo. 28 milioni sono stati messi sul campo dalla regione, altri arrivano dalla protezione civile nazionale. Ci sono aree dove la crisi si sta facendo sentire di più, l'Agrigentino, il Nisseno, l'Ennese, mentre nel Trapanese si vedono i primi effetti degli interventi e i disagi cominciano a diminuire. A Palermo per il momento diminuirà la pressione dell'acqua, ma non ci sarà il razionamento. C'è acqua fino a fine settembre se si risparmia anche fino alla fine dell'anno. Le misure del
piano sono a scopo soprattutto precauzionale, dice il capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina. La turnazione è invece arrivata già pesantemente nella provincia di Agrigento, dove l'acqua può arrivare anche ogni 7 giorni. Sta male l'agricoltura, che oggi sopravvive grazie alle autobotti. La regione ha finanziato la riparazione di alcuni mezzi con circa 140 interventi in aiuto dei comuni. Adesso si prepara a rendere gratuita l'irrigazione d'emergenza del 2024. Insomma, gli agricoltori non dovranno pagare la bolletta dell'acqua. Infine i dissalatori. Ci sono in campo 90 milioni per nuovi impianti per la riattivazione e riparazione di quelli esistenti, come ad esempio a Porto Empedocle, ma ci vorrà tempo, abbastanza tempo. E sono esasperati gli agricoltori. Proteste a Fiumefreddo, nel Catanese, dove l'acqua che spetterebbe al territorio viene trattenuta per essere distribuita altrove. Adelaide Barbagallo. L'emergenza idrica in Sicilia rischia di innescare guerre tra territori e agricoltori di zone diverse. Questa regione è sempre un'emergenza, emergenza rifiuti, emergenza depuratori dell'acqua che non funziona e quindi inquinano le nostre cose. Non è possibile. Il presidente della regione si dia mano, con questi dirigenti, con questi assessorati, di farlo funzionare, di ispezionare, di lavorare bene. A Fiumefreddo di Sicilia la protesta degli agricoltori, nelle cui campagne assieme a quelle di Mascali e Calatabiano l'acqua viene prelevata e poi distribuita dall'Amam di Messina attraverso la società Bufardo e Torrerossa, che si è vista ridotta la quantità affinché ne venga data di più alla città dello Stretto. L'Amam che distribuisce anche l'acqua potabile nella città di Messina ci deve una portata di 730 litri da convenzione e non ci sta dando questa quantità. A tutto ciò si aggiunge la pessima condizione delle condutture. 30 anni fa si è deciso di trasferire un grosso contenuto di acqua per uso potabile alla città di Messina, realizzando una tubazione un'opera faraonica di 60 km che però non viene manutenzionata, non viene controllata e quindi ci sono perdite enormi e ora cercano l'acqua gli agricoltori. Questo è un fatto gravissimo che noi denunciamo e che vogliamo l'acqua che già ci hanno tolto. Tutta quest'acqua che hanno in questo territorio, con sorgenti molto importanti, il comune di Messina vuole prelevarne ancora di più per uso civile. È giusto, legittimo, però non puoi togliere l'acqua all'improvviso con quantità magari più enormi e togliendola giustamente all'agricoltura, mettendo in ginocchio centinaia di agricoltori. Perché nel mese di giugno già l'amministrazione hanno tolto più di 200 litri di acqua, però proprio per queste cause delle perdite che c'è lungo questi 60 km di conduttura, l'acqua arriva a Messina sempre i 300-400 litri, perché se ne perdono più di 400 litri lungo la condotta, quindi stiano attenti di manutenzionare e di non prendere provvedimenti seri, perché noi non ci fermiamo. Siamo andati anche al centro operativo comunale di Messina, dove si raccolgono le segnalazioni e si gestisce l'invio di autobotti per fronteggiare l'emergenza nella città dello Stretto. Centinaia le richieste di aiuto giornaliere. Francesco Triolo. La disperazione passa da queste linee del telefono. Al tavolo del centro operativo comunale, il COC, ormai famoso a Messina per tutte le emergenze, ci sono una quindicina di persone che raccolgono il grido d'aiuto dei cittadini messinesi rimasti senza acqua, qualcuno anche da giorni. Qui arrivano centinaia di richieste, ieri 230, oggi erano già un centinaio a metà mattinata. Sì, i telefoni squillano, noi rispondiamo con gli operatori per dare l'assistenza, stiamo ricevendo le chiamate da quelle zone dove hanno avuto problemi di pressione, soprattutto nei piani alti con i serbatoi al quinto, sesto piano e anche oltre, e stiamo provvedendo con i mezzi che abbiamo a disposizione. Abbiamo circa 10 mezzi che stanno girando da stamattina e stiamo cercando di fornire l'acqua a tutte quelle criticità, dando priorità soprattutto ai disabili e alle strutture che ospitano anziani. A chiedere interventi soprattutto persone anziane, nuclei con disabili, ai quali l'assenza di acqua per più giorni pesa. Tanti sono costretti a rivolgersi ad autobotti private, un fenomeno sul quale sono stati accesi i riflettori ed i controlli della Polizia Municipale. E voltiamo pagina. Liberata dalle violenze del marito. Le continue aggressioni alla donna sono state scoperte dai poliziotti mentre marito e moglie erano in commissariato ad Augusta per rinnovare il permesso di soggiorno per lei. Francesco Aloi.
Nemmeno il trucco era riuscito a coprire tanti segni di violenza sul corpo, ferite che hanno liberato una donna dalle continue aggressioni in casa. Sono stati i poliziotti dell'ufficio immigrazione di Augusta ad accorgersi di tutto. Un mese fa, marito e moglie, lui del luogo, lei di origini tunisine, si recano in commissariato per rinnovare il permesso di soggiorno di lei. Inizialmente la donna si chiude nel silenzio, ma poi, il giorno dopo, decide di chiamare la mediatrice culturale, contatto che le avevano dato gli agenti, e racconta tutto: i maltrattamenti, le offese, le umiliazioni, le privazioni economiche e le continue botte subite, anche in presenza della figlia minorenne. Il marito violento viene ammonito dal questore, ma nonostante ciò continua con il suo atteggiamento aggressivo. Dopo qualche settimana la donna, dopo l'ennesima violenza, è costretta a presentarsi al pronto soccorso, per poi recarsi anche in caserma, dove stavolta sporge formale denuncia contro il marito, che è stato messo agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. E dopo l'esplosione culminata con il lancio di Cenere Lapilli, lo Stromboli stamattina è tornato in silenzio. Continuano ad agitarsi invece gli operatori turistici, gli imprenditori e i loro dipendenti, che hanno inviato una petizione al sindaco di Lipari chiedendo la revoca delle restrizioni applicate durante lo stato di allerta rossa per l'accesso al vulcano e per le escursioni. Questo in considerazione del fatto, dicono, che l'allerta è passata da rossa ad arancione al fine di non infierire sul reddito del personale e delle famiglie già duramente provate in questo mese di luglio. E rimaniamo un po' in argomento, parliamo di Cenere, perché a Catania prosegue il piano straordinario di pulizia dalla sabbia vulcanica, interventi nelle ore notturne, stavolta nella terza municipalità, ma i risultati non soddisfano. Residenti costretti a parcheggiare lontano per poi però ritrovare le strade ancora con la cenere. Emanuela Corsi. Catanesi neri come la cenere. Nonostante il piano di pulizia straordinaria sia stato attivato per tutelare la salute dei cittadini, i risultati sono poco visibili e non soddisfano nessuno. Ci troviamo oggi in via Vagliasindi. Ieri sera era stata programmata la pulizia di questa strada, ma un po' di tutta la zona. Ecco qui i cartelli con il divieto di fermata con rimozione per i mezzi per la pulizia della sabbia vulcanica dalle 20 alle 4. Questa è la situazione che troviamo questa mattina. Sembrerebbe proprio che non sia avvenuta, non solo, tutta la cenere raccolta la vedo in giro nelle buste nei distretti non raccolta. Comunque ancora si rischia che qualche motorino possa anche cadere e farsi male. Questa notte si sentivano che facevano i lavori con i soffiatori, con le cose, hanno pulito il marciapiede, l'unica cosa buona è il marciapiede, hanno pulito che... almeno quello là. Lamentele anche da parte dei commercianti della zona che preferiscono i vecchi metodi, scopa e paletta. Vicino al marciapiede è pulito, più in là c'è ancora questa sabbia che praticamente le persone come entrano succede un macello. È tutto qua insomma. Quindi ha provveduto lei a pulire? Di mattina sì, per un po' di mattini davanti alla mia porta sì. Se da un lato l'amministrazione e le ditte incaricate per la pulizia chiedono collaborazione, dal canto loro i cittadini si lamentano perché le aree interessate dalla rimozione della sabbia vulcanica sono vaste e non si sa dove parcheggiare. La comunicazione tra l'altro è affidata a questi manifesti affissi poche ore prima e spesso le zone non corrispondono a quelle indicate sul sito del comune. Autonomia differenziata, un tema che rimbalza nelle discussioni di molti che cercano di capirne di più sulla riforma voluta dal governo e dalla Lega in particolare. Un provvedimento che davvero rischia di penalizzare la Sicilia alimentando il gap con le altre regioni, una domanda alla quale si è cercato di dare una risposta durante un incontro tenutosi a Palermo. Marco Gullà. A cosa è servita l'autonomia differenziata che in Sicilia fondamentalmente esiste da oltre 75 anni senza che abbia portato alcun vantaggio alla nostra terra? Una domanda che molti si pongono e che ovviamente è legata alla stretta attualità. Domanda a cui hanno dato una risposta nel corso di un incontro a Palermo Michele Boldrin, professore di economia alla Washington University, e Carlo Amenta, professore di economia all'Università degli Studi di Palermo. La Sicilia rischia poco e non è un caso che il Presidente della Regione, nonostante alcuni
compagni del suo partito pensino che sia una grande disgrazia per l'Italia, abbia detto che è una cosa positiva. In fondo la Sicilia ha già la sua autonomia differenziata, seppure le regioni speciali abbiano una struttura un po' diversa, però la logica in fondo è quella e quindi la Sicilia dovrebbe guardare agli altri cercando di guidare questo processo. Purtroppo sappiamo che dopo tanti anni l'autonomia non è stata certamente un grande successo, ma forse può essere un'occasione per ripensarla e capire come migliorare quello che abbiamo. Ma questa legge può alimentare il gap con le altre regioni, soprattutto quelle del nord Italia? L'autonomia è solo un'autonomia di gestione delle risorse che fondamentalmente rimangono inalterate, quindi non è che all'improvviso qualcuno riceve di più di quello che riceveva prima e qualcuno riceve di meno, qualcuno semplicemente si gestisce in proprio le risorse. Ora, questa è un'altra questione, adesso ne discuteremo, io sono anche dell'opinione che alcune risorse non andrebbero gestite in proprio, non è efficiente che lo facciano, però questo vale per la Sicilia come per il Veneto, come per il Lazio. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo con un'ampia pagina di spettacoli. Apriamo la pagina degli spettacoli. La regina dei tormentoni estivi, Annalisa, a Catania con il suo vortice di successi e coreografie, tutto esaurito alla Villa Bellini. Stasera bis a Palermo, tantissimi giovani ma anche famiglie con bambini. Eva Spampinato. Il vortice di Annalisa, look spaziale, coda alta e una grinta da palco internazionale. La cantante, più amata da grandi e piccini, regina dei tormentoni estivi e non solo, ha riempito la Villa Bellini di Catania ieri sera per la prima tappa siciliana del suo tour estivo. Stasera sarà ai Quartieri Culturali alla Zisa di Palermo per raddoppiare il successo nell'isola. 2 ore filate di successi, uno spettacolo di luci, colori e coreografie che ha richiamato tantissime famiglie con bambini e una marea di giovani. Ad un certo punto la diva della musica si ferma per far soccorrere una persona in difficoltà. Tutto a posto? Ditemi per favore, l'importante è che stia bene. E poi si riprende con le sue hit. Dopo un 2023 straordinario che l'ha vista dominare le classifiche musicali, confermandosi la regina del pop, il 2024 è stato un anno stellare per Annalisa, premiata persino dalla NASA che le ha dedicato il nome di un asteroide. E poi di tormentone in tormentone, da Sinceramente a Storie brevi con Tananai. E l'attore Raoul Bova è ospite del Cine Nostrum ad Acicatena, nel catanese, una dichiarazione d'amore nei confronti dell'isola, dove dice ha lavorato molto sia per la televisione che per il cinema. Simona Mazzone. Sono contento di essere qui, la Sicilia per me ha rappresentato i miei inizi, ho lavorato moltissimo qui sia con la televisione che con il cinema. Adesso un po' meno, ultimamente un po' meno, quindi devo dire che mi manca molto. Lunga tappa siciliana per Raoul Bova, che fino a mercoledì 31 luglio per 5 giorni sarà ospite del Cine Nostrum ad Acicatena, rassegna cinematografica patrocinata dal Comune con la sindaca Margherita Ferro, con la direzione artistica di Francesco Grasso. Quest'anno dedicata all'attore romano e al suo sguardo del mare, quel mare che Bova, campione di nuoto, da sempre ama. Ho iniziato con il mio primo film in acqua con la storia dei fratelli a Bagnale, che era appunto una storia di canottaggio che si svolgeva a Castellammare con il mare, e poi ho iniziato con un altro mare, con Piccolo Grande Amore, e poi vabbè, il mare porta bene, porta consiglio, porta grande romanticismo, porta tutto, anche fortuna. A ottobre il ritorno sul piccolo schermo con la fortunata serie Don Matteo. Uscirà Don Matteo ad ottobre e poi ci sarà al cinema un film, una commedia molto divertente. E durante il viaggio in Sicilia perché non soffermarsi a gustare qualche specialità? Parmigiana, cannolo, caponata, ce ne sono tanti, ma più che altro sono i sapori sono quelli che contano. Dibattiti e proiezioni con l'attore presente per tutte e 5 le serate si terranno in Piano Umberto ad Acicatena con ingresso gratuito.
Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo con lo sport, il calcio. Ultima parte del nostro TG dedicata allo sport, al calcio. Il Palermo vince in amichevole contro il Leicester, decisivo il gol di Di Francesco. Brunori out per infortunio, Dionisi sono molto soddisfatto. Marco Gullà. Un test impegnativo di grande valore vinto per 1-0 grazie al gol di Di Francesco. Il Palermo batte il Leicester 1-0 nell'amichevole giocata a Chesterfield e decide a questo gol dell'esterno rosanero nella ripresa. Nel primo tempo Di Francesco ha giocato da centravanti per l'assenza di Brunori, fermato da un risentimento muscolare dovuto ad affaticamento. Nella ripresa è entrato Henry e il gol è nato proprio sull'asse fra il francese e l'italiano, complice un errore difensivo. Qualche occasione anche per gli inglesi del Leicester, soprattutto nel primo tempo, ma il Palermo ha detto bene al cospetto di una squadra che giocherà in Premier League. Sono molto soddisfatto perché abbiamo dato continuità di compattezza, di squadra. Questa era la cosa più positiva da ricercare in queste amichevoli. Sapevamo del valore dell'avversario, ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire. I ragazzi sono stati premiati, poi il risultato vale quel che vale, non conta quasi niente. Però abbiamo convinto, questa è la cosa più importante. Mercato, dalla Francia danno per ben avviata la trattativa per Strider Apua, esterno offensivo francese classe 2004 di proprietà del Nantes. Il Palermo aveva offerto una cifra di circa 2 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. L'accordo potrebbe essere raggiunto nel breve periodo anche perché sul giocatore si registra l'interesse del Venezia. Il club rosanero è però in vantaggio sulle concorrenti. E sul fronte Catania la società a un passo dalla cessione di Cicerelli alla Ternana, segue con grande attenzione il mercato degli attaccanti. Trapani pronto ad altri colpi, per il Messina c'è il giovane Morleo. Sergio Colosi. 2 obiettivi per il Catania, prima le cessioni e poi completare l'organico. Definito da Faggiano il trasferimento dell'esterno offensivo Emanuele Cicerelli alla Ternana, con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in B degli Umbri. Welbeck potrebbe accasarsi a Monopoli, un altro con le valigie in mano è Ladinetti. Sfoltire l'organico per una questione numerica ed economica, così da presentare le offerte finali per Davide Merola e gli ultimi grandi colpi di mercato. Sempre per l'attacco piace Inglese, ma sembra un sogno proibito. Un altro nome caldo è quello di Gomez del Crotone. Interesse anche per la punta olandese Redan, di proprietà del Venezia. Per la difesa nuovi tentativi per il difensore Golemic, capitano del Vicenza, per nulla intenzionato a cederlo. Il terzino del Trapani Guerriero passa al Monterosi in D. Antonini piazzerà ancora 4-5 acquisti. Club Granata presente all'asta per Manuel Ricciardi. Sciotto attende la risposta ufficiale degli americani, quasi certamente negativa. Lo sa pure il Messina, che continua a tesserare under, oggi Morleo, difensore di 19 anni, con un risultato del campo che senza novità appare scontato. E adesso una notizia che ci riguarda da vicino. Tutti noi, proprietà, redazione, tecnici e reparto amministrativo di Telecolor e Antenna Sicilia, ci uniamo al dolore del nostro collega Gaetano Marano per l'improvvisa perdita della madre Graziella. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.